E ciao, ed eccoci qui per una recensione. Questa volta ho preso questo kit di rossetti di Huda Beauty che fa parte della linea Nude Nude. Se vi ricordate l'anno scorso, di cui io vi devo ancora fare la recensione, per cui nei prossimi mesi o nei prossimi video vi farò la recensione anche di questa palette, vedete che ha lo stesso nome, Nude Nude. Se non ve la ricordate, queste sono le colorazioni di questa palette e Huda Beauty ha deciso di fare uscire anche una linea di 4 mini rossetti sempre della linea Nude Nude. Allora, sono contenuti, io l'ho presa da Sephora, sono contenuti in questa confezione plastificata trasparente e queste sono le 4 tonalità di questi mini rossetti. Se volete dare un primo occhio alle colorazioni, qui dietro trovate le colorazioni come sono. Io qui me le sono swatchate sulla mano, ma vi devo dire che secondo me non sono molto veritiere quelle che sono qui. Sì, un po' si capisce più o meno il tono di colore, però in base agli swatch, come vi faccio vedere qui, mi sembrano che ci siano delle leggere differenze, come per esempio questo qui, che sarebbe il secondo dall'alto, che sarebbe questo, che è anche quello che ho addosso io, rispetto a quello che si vede qui nella foto, mi sembra che sia più scuro rispetto a quello che si nota qui dalla foto. Comunque queste sono le 4 tonalità di questi colori. I due miei preferiti sono il primo e il secondo, che li vedo anche più adatti per la stagione che andiamo incontro. Questi due sono più estivi. Quello che su di me mi vedo meno è questo qui, lo vedo leggermente un po' troppo chiaro, visto che sono già chiara a vedermi questo colore, a parte che poi alla fine di questo video vi faccio vedere delle foto a luce naturale del sole che con i 4 colori addosso, così vedete le 4 tonalità un po' meglio di come che forse potrete vederli adesso, a parte che con le luci che ho qui davanti penso che possiate notare benissimo il tipo di colorazioni che hanno questi 4 rossetti. Sono rossetti liquidi, si asciugano velocemente, hanno un effetto opaco e per quanto riguarda la confortevolezza sulle labbra, sì, sono confortevoli, però su di me, e non so se sia un discorso personale perché avevo le labbra leggermente più secche, ma comunque il momento che li ho provati, questa colorazione, cioè praticamente la più scura e la più chiara, le ho trovato leggermente più secchini su di me. Però può essere anche un effetto personale di come erano le mie labbra. Per quanto riguarda la durata, se non ci mangiate sopra, durano. Io ci ho provato a mangiare anche sopra, ci ho mangiato 2 bocconi di pane, sono andata a vedermi allo specchio e qui sotto il rossetto mi era già andato via. Per cui come durata nel mangiare secondo me non ce l'hanno. E mi era andato via qui sotto, ma su di me è un caso che succede spesso con quasi tutti i rossetti, che è la parte sotto che mi va via, la parte sopra tenderebbe più a resistere, forse perché ci ho anche mangiato senza farci attenzione, perché se apro un attimo la bocca facendo attenzione di non toccare le labbra, nel mettere in bocca il boccone mi resiste un po' di più, ma io ho messo in bocca tranquillamente come se non avessi il rossetto e nel giro di 2 bocconi mi è già andato via. Comunque queste sono le colorazioni. Per quanto riguarda la secchezza sulle labbra, un po' si sentono. Se avete altri rossetti di Huda Beauty, tenete presente che come confortevolezza
altri rossetti liquidi, però non i bullet, quelli in stick, quelli sono tutta un'altra cosa. Se avete allora altri rossetti liquidi di Huda Beauty, tenete conto che come texture sono uguali, soltanto che queste in teoria dovrebbero essere 4 nuove colorazioni, perché se non erro, partendo dalla prima in alto si chiama Railway, la seconda è scritto Tease, io ve lo leggo come è scritto, poi c'è Tickler e Teddy. Questi sarebbero i nomi di questi 4 rossettini. Comunque poi alla fine, quando vi faccio la foto degli swatch sulle mie labbra, vi scrivo anche il nome del rossetto. Per quanto riguarda lo scovolino, sono fatti così. C'ha questo scovolino tagliato un po' in punta così, diagonale, come praticamente tutti i rossetti liquidi, e come stesura vi devo dire che io mi trovo bene, non ho nessun difetto da dire su questo tipo di scovolino. Ok, io adesso vi lascio alle 4 foto di questo kit e ci vediamo al prossimo video. Ciao e guardate le 4 foto!